Ha comprato un biglietto della lotteria lei? No, Sa che qui è stato vinto un biglietto da 60.000 euro? no, veramente non lo sapevo. Non abbiamo comprato il biglietto della lotteria. E le sembra che se lo avessi acquistato sarei qui a fare il morto di fame, sarei a Cortina a sciare e... Sa che sono stati vinti 60.000 euro qui a Dolo? No, non lo sapevo. Chi non ha acquistato un biglietto della Lotteria Italia a Dolo adesso si morde le mani. A Vara con il Veneto la fortuna ha premiato il veneziano con alcuni premi minori. Baciato dalla dea bendata, in particolare un cittadino di Dolo che ha acquistato un biglietto da 60.000 euro nella storica tabaccheria Stradiotto di via Mazzini. I titolari, felici di aver distribuito un premio di tutto rispetto, brindano insieme a noi davanti alla telecamera. La prima grande vincita risale ancora nel 1986, il 30 di settembre, all'allora Lotteria di Merano, che fruttò 100 milioni alla giocatrice che vinse questa grossa cifra. Questi 60.000 euro io penso siano andati a gente naturalmente del posto, perché la nostra ricevitoria è frequentatissima dai nostri affezionati clienti. Abbiamo avuto sempre soddisfazione e abbiamo soprattutto con i clienti un bel dialogo, siamo contenti, insomma. Speriamo di continuare a far vincere la gente. A staccare materialmente il tagliando vincente, con ogni probabilità, la moglie del titolare. Abbiamo avuto diverse vincite in diversi anni. Io sono qui da 30 anni perché ho sposato mio marito e anche con il gratta e vinci abbiamo avuto diversi 10, anzi una persona si pensa una volta ha preso 2 volte 10 milioni. Altri premi si registrano a San Michele al Tagliamento e a Fossalta di Portogruaro, dove 2 sconosciuti hanno vinto 20.000 euro ciascuno, una somma che non cambierà loro la vita, ma che rappresenta comunque un ottimo inizio per il nuovo anno.